La tanto invocata collaborazione tra pubblico e privato inizia a concretizzarsi. Si inizia ad agire insieme per utilizzare il nome dato alla fondazione istituita ad Agrigento su iniziativa dell'imprenditore Salvatore Moncada. Con fondi propri provvederà alla ristrutturazione dell'asilo nido di Via Seneto e la scuola di Piazza del Vespro al villaggio Mosè, che così come richiesto da Moncada sarà dedicata a Francesco Tirone, lo sfortunato bambino che frequentava l'istituto scomparso all'età di 7 anni. La fondazione si occuperà di tutte le fasi, dai progetti all'esecuzione degli interventi. Il Comune di Agrigento si impegna alla celere approvazione dei progetti e al collaudo delle opere, così come secondo i contratti sottoscritti dal sindaco Marco Zambuto e dal presidente della fondazione Salvatore Moncada. Onestamente volevamo, come dicevo un momento fa, partire un pochettino più in alto, cioè fare quelle attività che dessero un carattere di natura educativo, di cambiamento per creare occupazione. Però ci siamo resi conto che ci sono delle scuole che non sono attrezzate, non sono completate, allora pensiamo che sia giusto prima di tutto pensare all'educazione futura dei nostri figli e poi partire su quell'altro fronte. È sempre valida l'eventuale proposta, provocazione di candidarsi a sindaco di Agrigento? Ma guardate, io prima di tutto faccio l'imprenditore, poi ovviamente il mio è stato soprattutto uno stimolo che ho visto che è stato non raccolto totalmente, non so se per preoccupazione o per altro motivo, ma ritengo che la politica debba fare la politica e l'imprenditore debba fare gli imprenditori. Quando questo ovviamente uno dei due non fa quello che deve fare, penso che qualcuno deve andare in soccorso agli altri. La mia è una provocazione soprattutto per coinvolgere tutti quelli che hanno avuto fortuna politica nella nostra città, a dare di più, a scendere, metterci la faccia e così via. Vedo che la faccia non la vuole mettere nessuno, vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi. Tra i tanti progetti, Salvatore Moncada pensa ad iniziative per favorire il turismo. L'inizio di una collaborazione fattiva importante per la crescita della città in un periodo di difficoltà finanziarie, rimarcate dal sindaco Marco Zambuto. Sono due interventi che diversamente avremmo dovuto aspettare uno di completare i progetti, due di andare a recuperare i relativi finanziamenti e quindi aspettare i tempi burocratici per i relativi finanziamenti. Il fatto che ci sia questo incontro tra pubblico e privato alla luce del sole e nell'interesse di Agrigento è un fatto che è assolutamente meritevole di apprezzamento e in questo senso ho manifestato la gratitudine a nome della città di Agrigento nei confronti della Fondazione per questo segnale di contributo costruttivo che si vuole dare ad Agrigento. E la scuola di folklore Val d'Acragas, tramite il presidente Lello Casesa, ribadisce il proprio plauso all'iniziativa e ringrazia Moncada e Zambuto. Da 26 anni i locali sottostanti l'asilo nido di Via Seneto sono un importante punto di riferimento per il Val d'Acragas.